Bomba! Conte lascerà il Napoli a giugno. Pareri discordanti sul futuro dell'allenatore. La polemica ha attanagliato Controcalcio, uno degli stream di calcio più seguiti su Twitch. Il pareggio del Napoli contro l'Udinese ha scatenato un forte dibattito sul futuro di Antonio Conte, con alcuni esperti che sostengono che l'allenatore non rimarrà al club nella prossima stagione. Ma è vero? Analizziamo i fatti. Il giornalista Marco Giordano ha aperto l'argomento affermando che c'è sintonia tra Conte e De Laurentiis e che il presidente del Napoli è stato a Castelvolturno per parlare di grandi progetti a lungo termine con l'allenatore. Secondo lui, Antonio Conte vuole rimanere a Napoli per molti anni. Tuttavia, Fabio Bergomi, uno dei commentatori più controversi del panorama sportivo, ha interrotto la sua analisi per dire: il Conte se ne va al 100% a giugno. Questa affermazione ha suscitato intense reazioni nel programma. Marcello Chirico, giornalista della Juventus, si è detto d'accordo con Bergomi, affermando che se Conte non vincerà lo scudetto, lascerà il club. Secondo lui, le ultime dichiarazioni dell'allenatore indicano una certa insoddisfazione. Il Conte ha già iniziato a preparare la sua partenza. Cosa gli importa del centro sportivo? Sembra che voglia dire che il Napoli non ha nulla da offrire. Damiano Erfaina, invece, non è d'accordo e difende strenuamente Conte e il progetto Napoli, sottolineando che la squadra ha 150 milioni da spendere sul mercato e una rosa rinforzata per la prossima stagione. A suo avviso, il Conte sta allenando il Napoli dello scudetto, il Napoli più bello degli ultimi 30 anni. Dato questo scenario, la domanda rimane: Antonio Conte lascerà davvero il Napoli a fine stagione o continuerà il progetto? E voi, tifosi? Pensate che Conte resterà o lascerà il Napoli? Lasciate la vostra opinione nei commenti.